La vera differenza qua è stata che non abbiamo mai avuto una carenza posti letto che ci ha impedito di ricoverare, quindi abbiamo potuto graduare, e questo anche grazie alla scelta di utilizzare le terapie subintensive che ci hanno fatto da intercapedine fra i reparti di malattie infettive e gli altri reparti medici e le terapie intensive. Caratura internazionale nessuna presunzione, direttore dell'Istituto di Anestesia e Rianimazione dell'ospedale di Padova da settembre. Il professor Paolo Navalesi il coronavirus l'ha combattuto in prima linea nel reparto più duro, a capo dell'equipe di terapia intensiva che, cifre alla mano, sembra aver operato meglio addirittura a livello nazionale. Tanto che è di 2 giorni fa il dato che il tasso di mortalità lombardo è di 4 volte superiore a quello veneto. Abbiamo avuto 7 giorni di vantaggio, nel senso avevamo un ritardo rispetto a quello che succedeva in Lombardia e l'abbiamo utilizzato. Membro del Comitato Scientifico Regionale e ospite della conferenza stampa del presidente del Veneto Luca Zaia, il professor Navalesi ha sottolineato l'importanza della ricerca universitaria, del valore dei contatti e del continuo confronto con la comunità internazionale. Oggi penso che senza ricerca, ma questo al di là del Covid, e quindi senza un ruolo del mondo accademico forte che possa coordinare delle attività che non sono più legate alla singola unità del cosa, ma devono essere appunto una rete, inserirsi nel territorio, perché la ricerca deve essere estesa a tutte le fonti possibili di informazione. Ecco, credo che oggi la grande differenza che può fare la medicina accademica, l'università, sia proprio questo.